Quello che la città ha bisogno, ripeto, è di qualità. Qualità del turismo, qualità nella ristorazione, qualità nell'offerta dei pubblici esercizi, qualità degli hotel, qualità nell'artigianato e qualità nel commercio. È la qualità più che la quantità che preoccupa nell'evoluzione dell'artigianato artistico manufatturiero di Venezia. Nel 1963, ad esempio, in città erano attive 432 imprese. Oggi, dopo 60 anni di alti e bassi, tra chiusure e aperture, ce ne sono 318, oltre 100 in meno, certo, ma più dei numeri a preoccupare è un'altra tendenza. Cambiato dal punto di vista qualitativo, perché evidentemente si è adattato a una domanda diciamo di qualità inferiore, di qualità più bassa, portata da un turismo che è sceso negli anni proprio di qualità. Ecco, quindi tutta la città si è diciamo, abbassata di gamma di offerta e l'artigianato artistico anche. A Venezia metà degli artigiani del settore artistico ha più di 50 anni e solo il 2% ha meno di 30 anni. Il ricambio generazionale appare bloccato. E il costo delle locazioni non aiuta. 2 artigiani su 3 sono in affitto, alcuni con l'incubo dello sfratto. Dall'8 all'11 luglio una decina di maestri artigiani ricreeranno le loro postazioni di lavoro alla Confraternita di San Teodoro a San Salvador, un laboratorio ad ingresso gratuito per promuovere il dialogo con la città e un turismo di qualità ed esperienziale. Si pratica, diciamo, senz'altro in tutta Europa, per non dire in tutto il mondo, quindi immersione in esperienze diciamo, che consentano di portarsi a casa al turista un ricordo di qualità, un ricordo emozionante ed emozionale sulla visita, in questo caso a Venezia come in qualsiasi altra città. Ecco, su questo fronte bisogna lavorare di più.